arte, l'eleganza, charme, bravura, simpatia, tutto. Cioè, Cos'altro? Giacomino Drago, Cos'altro? tutto. Cioè tu vieni negli Stati Uniti d'America, Los Angeles, se vai da Giacomino Drago trovi tutto in un unico settario. Intanto, ciao Giacomino, siamo con gli amici di Ciao Ocopolo a Siciliano. Allora, siamo dove? Questo luogo? Qui siamo al Piccolo Paradiso. Ma è veramente, già tu lo È sai. un piccolo paradiso. Sai, quell'immagine cos'è? Quell'immagine è un po' di Sicilia, un po' di storia. La nostra piazza San Giacomo, a Galatio Mamertino, il mio matrimonio, i miei nipoti, degli amici, lì siamo in chiesa, un piccolo collage in modo che mia moglie si assicura e l'ha messo al ristorante in modo che dice è sposato. Okay. Giacomino, grande chef, la famiglia Drago, ne abbiamo conosciuti un po' tutti. Raccontaci Piccolo Paradiso cos'è. Muoviamoci. Sì, Di là. Piccolo Paradiso è un bambino piccolo, lì, vedi? Conoscete bene? Certo, è chi? Ok. Questa strada, Beverly Drive, è stata la strada dove a 16 anni io sono appena arrivato. Celestino, mio fratello, aveva un ristorante. Allora io parto dalla Sicilia pregando mio padre e mia mamma per venire a Los Angeles, ma a Los Angeles mi aspettavo un piccolo paesino come Galatio Mamertino, vita sociale, amici. Arrivo qui, trovo un boulevard, Beverly Drive. Camminavo, salutavo delle persone, dicevo buongiorno, non salutavano indietro. Buongiorno. Dopo 3-4 mi giravano, ma stai parlando con me? Allora da lì ritornavo al ristorante e dicevo a mio fratello, oh, ma che succede? Allora mi ridevano tutti, ma sai qui è diverso. Ti dico, ma ogni cosa che chiedo qui è tutto diverso. Anyway, poi non parlavo un inglese, bene, non è che lo parlo bene oggi, ma allora c'era una hostess e dice ti voglio portare a vedere sto film, hai il subtitle, devi venire, ok andiamo. Questa bellissima donna mi porta a vedere un film. Io ero più concentrato alla donna che al film. Figurati, da Galatio Mamertino. Arrivi qui, ok. Allora il film era Nuovo Cinema Paradiso. Allora dico io, ma ascolta, io tutte queste storie le ho sentite di racconto, però oggi me lo fai vedere, ma aspettavo un qualcosa più di diverso. Comunque facciamo un po' di fast forward. Quel giorno mi aspettavo qualcosa di più del film, ma 2 o 3 mesi dopo sto film è diventato il mio miglior amico, quindi ogni settimana lo guardavo 2 o 3 volte la settimana, perché allora non c'era Rai, Non c'era niente. solo il canale spagnolo. Quanti anni fa? 35 anni fa. Non c'era niente. Quindi allora mi sono legato, ho apprezzato ancora di più la cultura, la storia siciliana e la storia che Tornatore ci racconta in questo È film. grande. E niente, poi si doveva dare il nome al ristorante, chiamiamolo Piccolo Paradiso, ma col simbolo di parlare più del Nuovo Cinema Paradiso. Vedo questa dualità, c'è forse la parte ristorante, la parte cocktail bar, com'è? Qui c'è. È un'impostazione diversa dai vari. No, ma ogni ristorante dei nostri ha un carattere diverso. Ha un carattere diverso, ha un menù diverso, ha un ambiente diverso. Noi abbiamo degli ospiti, dei clienti che in una settimana ci vengono a trovare in 3 o 4 ristoranti
e trovano qualcosa di diverso diventa un percorso. in ogni locale. Magari io vogliono trovare a Tanino, un altro giorno al Pastaio, un altro giorno piccolo, oppure vanno al Segreto a Bel Air. Ma diciamo che i nostri ristoranti sono più basati di famiglia. Noi abbiamo dei ragazzi che lavorano con noi da tantissimo tempo in sala, anche in cucina. Al Pastaio trovi Nino, c'è mia sorella Carolina e tanti altri personaggi che sono lì quasi da 30 anni. E quella è una estensione della famiglia. Ma infatti uno quando viene da voi si sente a casa, si sente in No, famiglia, grazie. si sente coccolato. Abbiamo imparato questo a stare in un paesino piccolo, che la vita sociale ti dà questa, ti fa acquistare questa confidenza, questa fiducia da quando sei piccolo, e qui abbiamo avuto l'opportunità di condividerla. Contacelo, dacci l'idea del No, concept. questo è il piccolo paradiso. Se venite fuori vi racconto. Guardate l'eleganza dei luoghi. Con il Covid abbiamo imparato e abbiamo cambiato tanto, però ci ha insegnato che dovevamo fare qualcosa, e da lì il ristorante prima era solo questo, il piccolo paradiso, 6 posti a sedere, e Covid abbiamo dovuto fare L'esterno. tutto il fuori, tutto l'esterno. Allora ha aggiunto un carattere diverso. Allora da lì un posto si è liberato e abbiamo deciso di fare un bar con una piccola saletta, una cantina di vini. Un taglio più internazionale, sempre europeo. Vedete questo? Riconoscete chi è quel signore là dentro? Quello è mio padre. Infatti, ti ricordo. Quindi Abbiamo visto alla Rai ultimamente Grande. con Celestino, abbiamo visto questo video. E lui adorava bere dei vini. Il vino doveva essere sempre a tavola. Questa cantina è bellissima. Chiude, Qua quindi, se uno vuole si fa un privé. No, questo è uno, chiamiamolo tipo uno chef table, che se vuoi una cena solo per 2, puoi stare qui a porte chiuse, sei in uno stage, Certo. sei su un palcoscenico, E questa è la cosa ti originale. guardano, tu puoi dire quello che Non vuoi. possono sentire niente. Puoi fare Voi in quanti siete a lavorare in cucina? No, in cucina qui totale 14-16 ragazzi nel weekend. E quanti coperti fa tutto il locale? Il locale fa sui 120 coperti. 120 coperti. complimenti. E qui siamo rispetto alla parte, diciamo, del Pastaio, è una zona oggi più periferica di Beverly No, Hills? no, ma qui è più una zona molto più residenziale, Sì, no. molto più calma. Degli ospiti camminano dalla zona residenziale al ristorante, molto più familiar. E tu, possiamo spoilerare, tu hai altri progetti in campo, possiamo dire che dei fratelli sei quello con più aperture di business, una non si visione- ferma mai, non come si ferma si dice. mai, è I stato lui che progetti- ci ha... I progetti, quando scendi in campo, guarda, devi essere positivo, ascolti, vedi quello che hanno di bisogno i locali, ascolti i tuoi ospiti e vedi il mercato quello che offre, e il treno passa una volta e se lo perdi poi, quindi fin quando uno ce la fa ci prova. magari ci si prova.